buonasera a tutti ragazzi. Ragazzi, quindi Doci prova a verticale, prova il movimento di Nestorowski, spalla alla porta, prova subito a far correre Lovric, palla verticale profonda, buona lettura da parte del team, solito buono dei tifosi del Napoli dedicata a Kim. Olivera, gol del vantaggio del Provenzano poi dal capolavoro di Diego, portiere non suo, la prima volta finale con la Salernitana. Certo Olivera aveva fatto un gol pesantissimo, una partita tutt'altro che semplice. Ancora il 17 del Napoli, sotto gli occhi di Spalletti, Paraschelli, ancora il passaggio verso Kim. Ciao Bendy, buonasera, ciao Bendy. Centrocampisti del Napoli che tireranno fuori da una parte di Cao e dall'altra Neoterra. Arriva una buona copertura da parte di Viol che mette il pallone in auto, sarà dunque rimessa la grande per il Napoli in zona d'attacco. Pronta ad andare a vedere. Si può vedere anche Dobbelé, ovviamente Osimena, Kvaratskhelia e gli altri. Deve ancora qualche istante. Kvaratskhelia. Ancora il Georgiano. A porta della zona di Kim. La salita da parte di Di Lorenzo. Ancora lo scarico nuovamente di Lorenzo, viene incontro una volta, altro appoggio, sempre verso il 22, con calma, la gestione da parte di Anghissà. Lo vede, prova ad andare verticalmente, ma sbaglia. Il tocco, la uscita l'Udinese con suggerimento da parte No, sì. il centrocampo dell'Napoli, Pareggiamo. possibilità di una contro una con Bilocchi per copertura, tocca il pallone, sarà calcio d'angolo del Napoli. Così lei ha questa libertà di svariare. La prima azione l'abbiamo visto lavorare sul centro-sinistra, questa volta attacca la profondità e si vuole levato il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Napoli, con i saltatori, quelli che arrivano da dietro. Quello sì. Rachmani, con Di Lorenzo, con Olivera, tutti dentro. Ma a cercare Di Lorenzo, comodo l'intervento da parte di Silvestri, che deve semplicemente alzare le braccia e bloccare il pallone. Poco più che 50 con Napoli che dà la sensazione di voler provare a spingere. È chiaro che fare troppi ragionamenti non ha molto senso, con tutto il rispetto ovviamente dell'Udinese, numeri certamente interessanti, soprattutto in casa, dove ha perso soltanto 2 partite con Torino Bologna e non perde dal 15 gennaio, quindi sono numeri certamente lusinghieri per la popolazione friulana, però insomma Napoli deve provare a mettere sul piatto la voglia di vincere. Adesso la fare stasera, mettiamo sui numeri Napoli sempre l'esperto, quindi Kvaratskhelia vince il duello, appoggia ancora verso Anghissà, vedi Rachmani, altra apertura verso Di Lorenzo, accompagna il Kvaratskhelia in posizione centrale, c'è l'intervento di Wallace che mette il pallone in out e sarà dunque rimessa laterale per il Napoli. 5-30. Anghissà si fa vedere la bocca, sceglie il team prudentemente, quindi Olivera, altra volta verso il team. Ricomincia da Deret, mattina speciale, una mattina d'Abruzzo, mezz'ora di strada da qui, sulla strada per San Michele. Oggi ovviamente famiglia presente, una mattina per cui c'è possibile ancora più speciale. Kvaratskhelia trova l'unica deviazione da parte del suo avversario, dunque sarà rimessa laterale per il Napoli, con un'idea appunto a battere. Le indicazioni di Osimena. Dove lascia rimbalzare, ripete il pallone, prova in mezzo a 4, bravo, bel corridoio per Kvaratskhelia, che poi non viene improvvisato, anche l'intervento del Georgiano è qualcosa, e dunque sarà calcio di funzione per lui. E su questo Ostia, che generosamente è andata a contendere questo pallone, la Georgiano a farsi commettere fallo. Un cambio di gioco di vento, ovviamente non è entrato in chiave udinese, che era importante dal punto di vista realizzativo, non solo dopo i suoi 10 gol nei 42 complessivi del campionato dell'Udinese, la scelta è data su Nestorowski per giocare comunque con un punto di riferimento avanzato, anche perché non c'è un tempo sempre che è successo.
di Deulofeo da tanto tempo. Sicuramente molto corto in questo momento dalle quattro offensive dell'Udinese, però anche andiamo fatto dalle parti di Sottile, intanto con la sua buona copertura da parte di Udoci, sarà rimessa laterale per il Napoli. Andiamo a Tommy Luci, Tommy. Sì, perché Sottile parte tanto sull'aggressività, vedo una squadra troppo bassa, però bisogna stare più alti. Poi quando il pallone arriva su Elmas da una parte e Kvaratskhelia dall'altra, bisogna essere più Palla precisi. verticale, cercando Simene, scusami Tommy, combatte con Bigliotto, spalla la porta, però di prendere questo pallone, ancora Simene resiste, combatte, in mezzo a tre piani della zona di Lorenzo, ma il colpo sul Dobbele, spalla la porta, Dobbele, arriva la copertura, efficace da parte di Noel Perez, che vede il pallone in calcio l'angolo, e poi Tommy per concludere. E quando il pallone finisce sugli esterni del Napoli, bisogna andarci con più cattiveria e soprattutto... Andiamo, Napoli. Sì, Napoli stava cercando di mettere sul piatto l'intraprendenza da noi in questi primissimi minuti di gara. L'Udinese deve ovviamente provare a imitare il pallone che viene allontanato, lo bocca dall'ultimo uomo, provare a aprire nella zona di Kvaratskhelia. Intervento su di lui, irregolare, calcio di punizione, col fallo a parte di Udoci che era finito sul lato destro, perché ha fermato in questo modo Kvaratskhelia. Sì, guarda anch'io Sottile, questo è intanto il fallo, qua sposta la palla e fa lento. Diciamo, appena c'è un retropassaggio del Napoli, si vede proprio Sottile sbracciarsi per chiedere alla sua squadra di recuperare, di risalire il campo, per non stare proprio troppo bassa qua, che adesso si vede. Chi fa appoggiato per Rachmani? Segna lo scorso anno del 4-0, settembre 2021, quello del Napoli. Buona copertura da parte di Lovic, palla che arriva in mezzo, la può difendere l'Udinese. Viene incontro a ricevere la rischiata, quindi la possibilità per il Napoli che prova ad andare. Vai, mamma mia. Prova qui Elmas, palla che viene ribattuta, arriva l'intervento di Lobo che insiste nuovamente Olivera, c'è Kvaratskhelia sul quell'altro, e la palla Elmas. Invece è servito il 77 che va verticale, proprio verso Elmas che non riesce ad agganciare. E alla fine sarà rimessa dal fondo grazie al buon lavoro di Wallace che ha fatto un buon taglio fuori, pensieroso Luciano Spalletti. Io non c'erano dubbi sul fatto che l'Udinese avrebbe messo in campo anche molta fisicità per fare l'inizio della stagione. Visto soprattutto oggi, era deciso Wallace, sono certi segnali anche Elmas. Arrivo di sponda da parte di Nestorowski, va a vedere ricontrollato quello della botta, poi deve essere addirittura appoggiata su Bertene, così. Ricomincia proprio il portiere di Napoli, quindi la giocata verso Olivera, un po' di pressione. Suggerimento verticale, impreciso, arriva l'intervento per un attimo di Esigüe, poi nel mezzo a Chissà. Vince il duello successivo Beccao, può ripartire dunque Wallace. Perez. Apertura del Sud, su quel lato c'è Elmas. Prova a buttare nell'1 contro 1. Ancora un appoggio verso Perez. Con calma l'Udinese, poi la svegliata profonda, a cercare il movimento da parte di Esigüe. Arriva Kim in copertura. Palla che finisce in out, sarà rimessa laterale per Pereira. A Napoli va. Dentro, tentativo di sponda, come di nuovo ancora verso Esigüe che vince il duello, va cross profondo, secondo palo. Prova ad arrivare il Dofi, il duello con Elmas. Quindi Di Lorenzo. Ancora Elmas, sta in postazione. Cerca la bocca, ma non lo trova. Ed è una situazione pericolosa, poi l'intervento decisivo da parte di Rachmani, che ha salvato la situazione che si era fatta molto complicata. Qui Ambro, il Napoli deve rischiare. Per palleggiare si è preso un rischio Elmas in uscita, Wallace che questa fondamentale dietro solo Mocca per palloni recuperati, ha calciato anche in porta, doppio il recupero, non è riuscito a arrivare in porta. Buona apertura della zona di Sancic che ha appoggiato verso Pereira. Quindi movimento da parte di Esigüe, la bocca al posto giusto, poi Kvaratskhelia prova a far uscire il Napoli, adesso prova a crescere l'Udinese, anticipa solo da parte di Beccao, poi Wallace, quindi Perez, con le palle 50 va bene Viola. Senza fretta, sceglie Silvestri. 11:30 sul cronometro, primissimi minuti con più Napoli, e adesso negli ultimi 2-3 minuti l'Udinese sta provando ad alzare la testa e ad affacciarsi. Liberissimo Pereira, l'idea è quella di servirlo. Quello con un'idea che lo anticipa, insiste però ancora l'Udinese con il movimento del Sancic, occhio alla porta orizzontale, la copertura di Lobocca che è andato a tamponare sui sicuri, quindi Wallace, altro appoggio, sempre in zona Sancic, Beccao, Beccao, Malapagao, Villa della Ribuccia Pao.
Oh, a me. Olivera in mezzo, occhio alla deviazione, stava arrivando, Dobric c'è l'appuntamento giusto, non è finita, ancora Dotti dall'altra parte, Di Lorenzo in pressione, altro giro, nella zona ancora di Wallace, è aperto, verso Samarzic, e altra apertura, possibilità per la controlla, con Dotti, liberissima ancora il numero 4, che trova bloccato l'Udinese, Dobric, per il numero 0 Udinese al 13° minuto. Da qualche minuto stava crescendo la formazione friulana e trova il gol del vantaggio, troppo spazio, troppa libertà, poi un gran calcio preciso da parte del centrocampista del Venezia. Sì, che l'azione precedente E con la scia, hanno fatto tirare, l'abbiamo fatto. Certo, però è rimasto dentro l'area di rigore e si è andato quasi Ma in ja. maniera più difficile perché a stoppato c'era lavorato il secondo palo completamente libero. Probabilmente dentro l'area di rigore, però poi si prende. Allarga le braccia Luciano Spalletti, andiamo adesso di Giuseppe che noi vediamo troppa libertà concessa al numero 4 che può prepararsi e poi il suo destro piazzato è perfetto per Roma 0 Udinese. Sì, perché forse non si è visto, ma Victor Osimhen si è arrabbiato tantissimo con Destiny Udogi che ha cacciato il pallone verso la tribuna e ha dato l'indicato, non lo ha rimproverato, poi gli ha spappato il pallone dalle mani, quello che gli è arrivato l'ha riportato a centrocampo. Il pallone dell'1-0 al 13° minuto di questo primo tempo viene consegnato ovviamente per i collezionisti e adesso nuovo pallone Napoli che dovrà reagire, sarà salvato un check che sembra concluso, non c'è una particolare criticità su questo gol e dunque 1-0 Udinese, partita in salita per il Napoli che aveva cominciato con impegno, con energia ma che poi ha subito negli ultimi minuti la qualità dell'Udinese e la spinta dell'Udinese. Questa è anche l'idea dell'Udinese, perché diciamo, visto per 2 volte Neo Perez da difensore cercare Esigui da questa parte, secondo me l'idea era chiara, 2 volte Esigui ha messo palloni e poi si è andati dall'altra parte, quindi l'idea dell'Udinese è anche sfruttare tutta l'ampiezza del campo, questi primi 15 minuti, soprattutto negli ultimi 5, questa idea è abbastanza chiara. Terreno Frosinone che conquista un buon calcio di punizione per il Napoli, 14:30 sul cronometro, quinto gol stagionale per Modric dopo quelli con Roma, Spezia, Inter e Monza. E adesso Elbas e Kvaratskhelia sul punto di battuta. 6 salvatori del Napoli sulla linea della difesa dell'Udinese. Il solo Samardzic qualche metro più avanti. Si allontana Kvaratskhelia, ma invece va lui con il destro a giro per mettere la parte di Silvestri. Palla che viene fatta rimbalzare una volta, 2 volte da Dodzi, con l'intervento su di lui, assistente che richiama l'attenzione dell'arbitro, Kim che non è particolarmente convinto, sarà possesso udinese, 15:30, il Napoli deve ovviamente mantenere la calma, c'è una vita da giocare e c'è un tasso agonistico della partita da non far salire troppo, nel senso che l'Udinese gioca una partita tranquilla, ovviamente con la professionalità e la voglia di far bene, di andarsi a fare una grande prestazione e regalarsi una grande serata. Il Napoli ha motivazioni sicuramente superiori, sicuramente extra, deve rimanere con la mente sgombra, con la mente libera. Perché è chiaro che è meno facile gestire diciamo, una pressione che una partita che genera regalo lo ricorda così vicino, quindi il Napoli ha bisogno secondo me di smaltire quella tensione che magari normalmente una squadra a questo punto della stagione della propria storia sta Arriva il giallo per Esigui, grande serpentina davanti di Olivera. Grazie Michael, buonasera a te amico mio. Passi avvicinati stretti, ecco qui la tua generazione, riesce ad anticipare il numero 19 dell'Udinese. quindi come l'Udinese dei duelli fino adesso è stata molto dura, molto convinta, questo probabilmente troppo convinto per non avere un fallo di direzione. Possesso dunque per il Napoli, primo gioco della gara per Esigui per l'intervento in ritardo. Ovviamente non c'è Luca Marelli, perché c'è la fine tutta le volte che lavora. Olivera. Quindi Kim all'impostazione. Scambio con lo doppio. Ancora Olivera. Kim. Ragmani. Altra
altro appoggio, linea orizzontali, possesso per Di Lorenzo, prova a andare verticalmente, la zona in fissa, uno contro uno, buone lavoro da parte di Perez, che non c'è nessuno, in questa laterale, in zona attacco al Napoli. Pronto Di Lorenzo. Si fa vedere la bocca, eccolo servito, ancora Di Lorenzo, cerca la bocca, 1 contro 2, Pereira vince il duello, poi si gioca sotto gli occhi dell'assistente, alla fine sarà rimessa dal fondo, l'arbitro non ha visto il fallo, e poi però, allora, comunque superato la linea di fondo. Sarà possesso per Udinese, 18esimo sul crono del primo tempo. Restato, quasi a guidare il pressing di Kvaratskhelia e di Anchissa, o anche lui, perché Anchissa che va a disturbare Perez, parla del Sudoci, la pressione di Elmas. Perez cerca la profondità, Rachmani alla casa del pallone, di permetto di lui, Rachmani poi con il petto, che è in causa ancora Derek, quindi il Leo. Kim. La salita da parte di Rachmani. Libera quasi verso Kim. Altro appoggio verso Libera, sotto gli occhi di Spalletti che dà indicazioni. Cerca la profondità verso Osimhen. Osimhen non ha segnato negli ultimi 3 partite, in questo campionato non è mai successo che non abbia proprio il gol per 4 partite in fila. Sono rendimento resta assolutamente super con il puro gol in campionato 26 complessivi. Quindi intervento il pallone, il calcio di intuizione è frenato. L'idea del Napoli è quella di provare a far uscire uno dei 2 difensori che giocano accanto a Migliol, per poi per attaccare quella profondità con Osimhen, che ha visto già fare. Per ora sì, 1-0. Fino adesso, in termini di duelli, quelli dell'Udinese non si ferma assolutamente niente. Pallone profondo, Kim allontana di testa, arriva Dombele, quindi lo tocca, cerca di bloccare verso Kvaratskhelia, sui capisce l'arbitro si vede da parte di Becamo, si gioca, palla che finisce in alto, sarà difesa laterale comunque per il Napoli. Spalletti già fuori dalla sua area tecnica per dare indicazioni. Ciao Andrea, buonasera, forza Napoli. È arrivato a portafortuna Andrea. Palla profonda a cercare Osimhen, 1 contro 1, disturbato l'intervento da parte di Udoci, direttore di gara che lascia giocare, assistente conferma, e dunque possesso Udinese, e sul crono del primo tempo, 1-0. Dio. La pressione di Dombele, da 4 verso Wallace, disturbato dall'arrivo di Osimhen. Il disturbo da parte di Anchissa e alla fine arriva a Kvaratskhelia in quel modo. Attacca il Napoli, possibilità per 1 contro 1, gol di Becamo, via Kvaratskhelia, intervento su di lui, arriva il fischio dell'arbitro che fischia l'intervento ai grandi del giocatore del Napoli, forse no. Adesso ovviamente da verificare tutto, ma nel giocatore vediamo 1 contro 1, ovviamente c'è da verificare sia il contatto che il luogo dove è avvenuto. Non c'è. Piede non c'è, ma c'è un contatto con ginocchio. Il direttore di gara che ha lasciato proseguire. Eh sì, ce lo dovevamo prendere noi. Si sta piazzando, si sta chiarendo con Bion. Andiamo da Lucavelli per anche al fare. No, non c'è il rigore, non c'è. Saluto per 2 minuti, no, aspetta, prima di indicare le condizioni di Kvaratskhelia. È in corso il check da parte del VAR. Decisione dell'arbitro di lasciar giocare. Il VAR sta comunque verificando. Andiamo a Lucavelli, buonasera Luca. Buonasera a voi, il primo episodio è abbastanza difficile da interpretare, bisogna capire se c'è un contatto all'interno o fuori area, probabilmente lasciarlo correre perché l'intensità deve essere valutata da visto. Secondo me il contatto c'è stato, ginocchio contro ginocchio, perché si trova sulla riga e non mi trovo particolarmente d'accordo con la decisione che bisogna dove a mio parere calcio.
Grazie a Luca Barelli, è pronto per il rinvio Silvestri, 22 minuti sul cronometro in questo primo tempo, con il rinvio del portiere friulano. Atmosfera davvero bellissima, perché da una parte e dall'altra si canta, e dunque c'è un livello di adrenalina veramente altissimo. Colpo di testa ad allontanare, cercare Osimhen, 1 contro 1, Osimhen fermato in netto ritardo qui nel calcio di posizione, qui non ci sono discussioni. Poi dalla parte di Perez era stato bravo Osimhen nella sterzata qui, ha fatto benissimo. E questo è straordinario, di riuscire a rendere giocabili i valori che non sembrano con un doppio tocco, ma aveva completamente fuori giro. Leo Perez, non capisco, non comprendo le proteste dei giocatori dell'Udinese quando il fallo era sicuramente netto. Andiamo a Tommy Bucci, Tommy. Dunque, indicazioni di Ragazzi, lasciate like e condividete la live, iscrivetevi al canale. Andiamo, aiuto. calcio di posizione per il Napoli, 23 minuti sul cronometro. 6 i saltatori, probabilmente andiamo anche dalle parti di Spalletti, ma prima ovviamente seguiamo questa possibilità. Olivera, Rachmani, Osimhen, Di Lorenzo, Anghissa, Kim, sono i 6 saltatori. La battuta da parte di Elmas, palla in mezzo, Osimhen, prolunga Silvestri. Pallone che non sembrava irresistibile, evidentemente che ha dato fastidio un rimbalzo davanti, Silvestri non si fida e lo allunga in corner. Esatto, non so dire, però sembra che l'arbitro abbia già fermato. Sì, c'è una posizione di fuori gioco, un partenza. C'è un caso per la situazione in ogni caso non si è tirato il portiere proprio da parte di Osimhen. Sì, proprio da parte di Osimhen che era andato a colpire. Il pallone rimbalza davanti a Silvestri che comunque preferisce non prendersi nessun rischio. Ma si riparte con il calcio di posizione per l'Udinese, 24 minuti. Pronto per il rinvio. Sottile, le indicazioni molto precise e plateate all'inizio del proprio portiere. Il colpo di cazzo di anticipo su Kim, quello di Anghissa, non vedeva la caccia del pallone, anticipato all'intervento di Niente. Sì, stanno facendo una bella partita l'Udinese. Che succede per festeggiare? Certo. Si complica la vita all'Udinese con Wallace a servizio dell'arbitro, calcio di punizione per il Rulani. Quindi che adesso Wallace magari arriva, diciamo, non fatto correttamente il primo stop, ma hanno questa capacità di difendere il pallone anche con la forza, dove lei sembrava poter entrare in possesso, esce anche quasi un da questo scontro con Wallace. Quasi molto fisico questo duello. Possesso Udinese con Beccari, che è andato a servire Esigüe. La pressione da parte di Quaresca, Esigüe si accentra, lo botta in pressione, altra botta verso Perez. Udosi prova a salire dell'1 contro 1, perde il possesso in quello con Elmas, possibilità per una bocca che può provare ad uscire, prova il Napoli preso il controtempo per Osimhen, è il posto giusto di Londo, Osimhen comunque ha ringraziato il compagno perché l'idea era quella giusta. Wallace. Perez, la pressione di Osimhen che era arrivato vicinissimo. Comunque sembra scritta sta sconfitta, sembra che il Napoli voglia vincere lo scudetto con la Fiorentina. Poi vediamo. Devo fare la notte, però se devono svegliare un Dombele e inguardabile. Il Napoli sembra comunque essere già tornato in possesso della partita dopo quei 5 minuti un po' in cui l'Udinese si era proposto in avanti. Chiaro che non è semplice per il Napoli riuscire a trovare varchi nella difesa dell'Udinese, perché sembra essere assolutamente concentrata e molto compatta. Dove lei prova a salire, la pressione su di lui da parte di Sakarzic, il giro palla con Anghissa che ha aperto. Vai! Vai, salta! Fallo! Si posiziona molto bene con questa palla di destra laterale per il Napoli. Con lo scarico di Lorenzo.
quindi Elmas che prova, cerca lo spunto, 1 contro 1, ancora Elmas, quindi lo bocca, Olivera, Paraschella, altro appoggio verso Olivera, lo bocca, quindi Di Lorenzo, palla che viene deviata, resta lì in mezzo, e si può adottare di testa, poi arriva Rachmani, insiste ancora il Napoli che Ma- fa forze, Di Lorenzo aperto, Chissà, nuovamente, Rachmani lo bocca all'impostazione, Kilman, Paraschelli, prova ad andare verticalmente, altro pallone allontanato, Kim con il petto, lo bocca che controlla, ricomincia da Rachmani a Napoli, stabilmente dalla metà campo dell'Udinese, altra apertura, a cercare Dobbele, chiaramente giù bene, Paraschelli, vediamo Chissà, mette giù il pallone, riapre ancora, tocco verso Elmas, in precisa, possibile ripartenza dell'Udinese che può provare a lavorare, Perez con calma nella gestione, alla fine del bocca, Vai. Chissà, ottima cerca di tempo di oggi su Elmas, altra possibilità, sempre per Pereira, fase molto confusa, con grande energia da una parte e dall'altra, Pereira elegante qui, poi va giù, contatto con Dobbele, calcio di posizione per l'Udinese, 28-40. Quindi è uscito con mestiere, con esperienza, con qualità per E con personalità. Insomma, la partita ha vissuto enormemente un po' di frenesia, di qualche errore tecnico, posto in palla altissimo, quindi anche qualche errore inusuale per i giocatori del Napoli, c'è voluto Pereira nel campo di ordine. Pronto Silvestri per il rinvio, alla fine scende Peccato, la pressione di Paraschelli, quindi Viol va a verticale, palla che viene fatta rimbalzare, altro colpo di testa, lo blocca, anticipando a sua volta, e adesso può attaccare contro il uomo dell'Udinese, occhio avanzato da parte di Lopric, che ha servito nuovamente Nestorovski, e fa benissimo questa situazione da Chissà, che completa il disimpegno, trovando anche la rimessa laterale, l'ultimo tocco da parte del Fallo, ammonizione, arbitro. Sono svegli e sulle seconde palle c'è tocca il Cristi dell'Udinese. Questo è diciamo, l'intervento, il ripiegamento di Nestorovski. Bravo Lopric, perché il Napoli ha alzato la pressione e l'Udinese fa fatica a palleggiare. Quindi cerca degli attaccanti, in questo caso sulla respinta di Rachmani, Lopric è stato bravo a possessarsi del pallone. Campo Napoli. È stato uno spalletto particolarmente silenzioso fino a cui sbloccato solo da gol di Lopric, le indicazioni soprattutto per Dobbele, deve capire praticamente l'uscita e anche quando farsi vedere come ha riconquistato il pallone, il possesso palla del Napoli con quei triangolini che vuole sempre Spalletti nei momenti di difficoltà. Osimhen prova ad andare via, viene fermato. Un attimo di difficoltà, l'ottimo intervento di Viol, occhi incartati direttamente sui piedi di Pereira, Anchissa va a disturbare, Di Lorenzo riesce a spazzare, palla che resta lì nel mezzo, Wallace, apre apertura, quindi la salita da parte di Udotti che prende poi Lopric il vantaggio alla conclusione, il riflesso, e poi in due tempi. Siamo meletto, vai. Ancora il numero 4 dell'Udinese, ancora una volta la reattività dell'Udinese in quella zona di campo, lì dove trova un po' di spazio. Quindi sulla respinta della difesa del Napoli è stato Pereira a mettere giù questo pallone, è stato bravo l'arbitro a lasciare andare ancora la Udinese, perché lì devi rimanere concentrato, non dare per scontato che l'arbitro possa fischiare, quindi devi mantenere la posizione forte e respinta. Kilman. Il lavoro da parte di Olivera, che è servito Paraschelli, ancora Olivera viene a giocare 1 contro 2, perché c'è una doppia da parte ancora di Zimbue, arriva Paraschelli, e poi l'ultimo intervento da parte di Pecao, sarà la rimessa laterale per il Napoli, in zona attacco. Dobbele, un po' di pressione su di lui, e gira palla verso Rachmani, che può provare a salire. Anchissa, ha girato. Elmas. Cross, cercare Osimhen di testa! Mamma mia! Non di molto, ha provato con cross alla tre quarti, c'era arrivato Osimhen. Bravo Victor. Riuscì a dare forza in alto. È stato bravo a chiamare il pallone, l'alzarsi non è diventato una sentenza di testa a tempo, questa è la cosa migliore che può fare, cercare il secondo palo, va preso in tempo
alle spalle di migliori. Silvestro Sapere, ciao, ti ricordi? Ci siamo conosciuti alla stazione per i campi Flegrei, dopo Napoli Salernitana. Sì, ciao Silvestro, e forza Napoli. Grande Silvestro, come stai? Tutto bene? Mamma mia. Come se mi ricordo, sei un grande. Secondo me oggi il Napoli la vedo male, penso che possa perdere questa partita. Ci rifaremo al Maradona con la Fiorentina, lo vinciamo lì il campionato. Ci rifaremo al Maradona, Silvestro, che dici te? Secondo te il Napoli la può vincere, questa partita la può pareggiare o secondo te il Napoli perde e poi vince il campionato al Maradona? Io penso che lo vinciamo con la Fiorentina il campionato. Anche tu, anch'io, io l'ho pensato da quando abbiamo perso quello scudetto nel 2018 proprio con la Fiorentina e secondo me lo vinceremo proprio con la Fiorentina, sperando in una tripletta magari di Simeone, lo stesso Simeone che ci ha punito quell'anno lì, no? Speriamo che quest'anno possa decidere per noi lo scudetto invece, proprio il Ciolito Simeone. Poi è ovvio, se lo vinciamo prima siamo contenti tutti quanti, però festeggiarlo in casa è ancora più bello, no? Penso, Silvia, come dice anche tuo padre. Secondo te pareggiamo? Spero. Se pareggiamo poi è meglio, lo vinciamo prima è meglio, no? Ci leviamo sto peso dalla pancia, da un po' di tempo, che ce l'abbiamo da un po' di tempo. E festeggiamo soprattutto. Uno scudetto meritatissimo perché abbiamo stracciato il campionato, l'abbiamo proprio dominato, non c'è stato avversario. Sto mese siamo un po' calati fisicamente, ma vabbè, ci sta, visto che i ragazzi tutto il campionato fino ad oggi hanno dato tanto e sono arrivati stanchi, è normale. Tiago Claudino, buonasera, un abbraccio dal Brasile, un abbraccio a te Tiago e forza Napoli. Però penso che a Udine stiamo giocando cauti per poi festeggiare a Napoli. Anche io sto pensando a questa cosa qui, Silvestro. Secondo me lo vinceremo a Napoli. Poi mi auguro di vincerlo stasera, però se lo vinciamo a Napoli penso ancora più bello perché vincerlo in casa ha tutta un'altra storia, ha tutta un'altra atmosfera, è molto più bello, no? Nicolai Zacchi, buonasera, speriamo che Napoli segna, speriamo. Anche perché se festeggiamo a Udine sono mazzate. Mamma mia. È casino, sì. Ragazzi, vi invito a lasciare like, iscrizione al canale se non siete iscritti e a condividere la live con i vostri amici, parenti e chi volete voi, insomma. Tanto è gratis, non vi costa niente, non vado a fare niente, né bonifiche né niente. Solo per la maglia, forza Napoli, poi il resto. Calcio d'angolo per l'Udinese. Oh, mamma mia. Tiago Claudino dice, ora posso trovare una trasmissione parallela. Silvestro, gli ultra non vogliono che festeggiamo fuori. Ci sta. Si può capire. Mannaggia a chi lo faccio in media. Che ci ha rovinato la festa, ci ha scassato veramente. Poi ha fatto pure tripletta con la Fiorentina, mamma mia. Infatti il Napoli è su Dia, è sulle tracce del giocatore. Giuntoli ha messo già gli occhi sul giocatore e lo vorrebbe per l'anno prossimo. Vediamo un po'. A me non dispiace come giocatore. Oh, contatto! Non c'è niente. Non è contatto, cazzo. No. Vai Osimhen, bravo, Ndombele.
Vai Kvara. Da parte di Destorowski, comunque calcio di punizione per il Napoli. Andiamo con Luca Varelli che ha visto tutto. Luca. Ma mo stai a Pisa, sì, sto a Pisa, Silvestro. Sono tornato a casa. Anche se il mio cuore sta a Napoli, Quando avrei voluto festeggiarlo con la Salernitana, lo scudetto. Mannaggia a Dio, mannaggia. Ci ha rovinato la festa scudetto, ci ha rovinato. Vabbè, se non è oggi si festeggerà domenica, tanto è questione di giorni, no? Ore, pure oggi lo potremmo festeggiare, ma secondo me, io la penso così come tuo padre, che secondo me lo vinciamo con la Fiorentina lo scudetto. Ce l'ho fatta col treno, perché il treno comunque ce l'avevo tardi, ce l'avevo alle 10 mancano un quarto, tenevo il treno e praticamente sono arrivato alla stazione che erano le 8:30 e le 8:30 la sera, sicché c'avevo sempre un'ora e un quarto per pigliare il treno, ce l'ho fatta tranquillamente, Silver. Meno male, perché se stavamo andato un po' aspettando la metro perdevo il treno. Poi dovevo prendere quello dopo, che arrivava ancora più tardi, perché sono arrivato alle 3:30 la notte, sono arrivato. 3:30 la mattina. C'è il ruolo fondamentale della serie di davanti alla difesa, la capacità, la possibilità di andare a aiutare su tutti, poi sul mezzo campo. Allora abbiamo citato forza fisiche. Sono i colori che a me fanno soffrire, nella mia mente un ideale e nel mio cuore Napoli, ale 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 Napoli, ale. Vai lo bot, chiavolo una capata in faccia. Piglia chi, stai. Vai Dombele, vai. Vai, a cazzo vai però. Con pallone, te ne vai fuori tu con pallone. Gonfia la rete, segna per noi. Gonfia la rete. Ale, 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 ale. Segna per noi, gonfia la rete. Ale, Napoli, ale, lotta insieme a lui. Conquista la vittoria, conquistala per noi. Buonasera Pietro e forza Napoli. Silvestro, a noi in un burdello perché il treno all'inizio andava a Salerno, poi l'hanno cancellato, abbiamo preso un altro treno e ci hanno portato a Torre alle 21. Faccio tu, vai. Siete arrivati alle 21:30, mamma mia. È stato un burdello, è stato. Che li sfaccimmi, guardi, ci hanno tenuto là 3 ore, ci hanno tenuto. Anche se ho un nickname diverso, grande Pietro, cagni sempre tu, l'importante è che il 3 che è bello, capito? Campioni d'Italia per la terza volta, ci sta proprio bene, nel 2023, e chi lo sa se è alla 33, alla 33esima giornata o alla 34, ora vediamo. Angolo per noi. No, è fondo, rimessa dal fondo per l'Udinese. Bravo capitano comunque, va bene. Meno male, perché sennò rimanevamo là in mezzo come chioccio, come fenuccio proprio. Come palle, come chiuve rimanevamo. Prova a portarti fortuna come l'altra volta. Vai Pietro, tieni un curnicelo, tieni qualcosa a dritto. Forza Napoli.
Vai Spalletto, chiamala una capatambo. Un buffo in capo. È vero, tutto azzurro. Mamma mia, che è successo? È normale. Tutti qua. C'è pure chi si è fatto la barba azzurra. Silvia, l'ha visto? C'è pure chi si è fatto la barba azzurra. Un bacione forte forte da Napoli. Un bacione forte forte da Pisa. Oh, e chi te è morto? Vai Osimhen, buttalo fuori. Meglio pareggiare domenica con la Fiorentina. Magari vincere con la Fiorentina, è meglio. Perché dobbiamo vincere con la Fiorentina. Vi ricordate il 2018? Magari con una bella tripletta del Ciolito Simeone, proprio a sfregio, proprio a maschiattare a capo, proprio ci abbiamo mangiato bistecchino e abbiamo vinto lo scudetto in faccia. Come l'abbiamo perso nel 2018 ci dobbiamo rifare nel 2023. Intanto vediamo stasera che facciamo a Udine, però è una partita un po' brutta. Attenzione, calcio d'angolo. Ragazzi, lasciate like, iscrizione e condividete la live. Vedo che siete in tanti, per i like sono pochi. Dai, che non vi costa nulla. Non pagate niente. Non è che dovete pagarmi la luce e il gas, ma da pagare bolletta la casa, niente. Lo fate per il Napoli, per la maglia, perché questa squadra qua è più bella del mondo. Noi, un Napoli. Vorrei tanto, vorrei tantissimo. Ora vediamo se riesco a organizzarmi. Tiago Claudino, un abbraccio da San Paolo, Brasile, terra di Careca. Grande Tiago, saluti al Brasile, è un abbraccio grande, forza Napoli sempre. A presto, amico mio. E lasciate un like, però, ti voglio bene, lascia un like brasiliano con il ballettino brasiliano. Vai. Oh, non c'è nessuno a mezzo, non c'è sta. Ci sta nessuno a mezzo, non c'è sta. Che c'è già io in mezzo all'aria, c'è già io, non c'è capito. Che c'è già io in mezzo all'aria, se no ti rungo l'aria in Napoli, frate. Ale, Napoli, ale, Napoli, ale. Grazie Silvestro. Forza Napoli sempre. Vai Ramani, vai, girala per Kim. Elmas. C'è il capitano, bravo, per Di Lorenzo. Vai. Segna quel gonfia la rete. Facciamo chi da morto studinese. È passato tanto tempo, non ci lasceremo, ma siamo figli del Vesuvio. Forse un giorno esploderà una vita insieme a te. Di domenica alle 3 non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cori al funerale chiederò. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Che cazzo la pubblicità in merda. Marin Scappella è già venuto prima tempo. Vabbè. Sì, Maronna mia, 1-0. Per ora abbiamo avuto quell'occasione di Osimhen, ma il Napoli
non mi è parso un Napoli che vuole vincere questa partita, devo dire la verità. Secondo me la vedo brutta. Per me oggi non la vedo positiva per il Napoli, per un risultato positivo. Per me ne usciamo con sconfitti questa sera. Non lo so, ma mi sento così. Lo scudetto si festeggia a Napoli con la Fiorentina. Sono ancora più convinto, non lo so. Poi può darsi che mi sbaglio e ben venga, ragazzi. Se vinciamo stasera, sono contento. Perché comunque se il Napoli vince lo scudetto, sono sempre contento. Però non lo so, non me la sento positiva stasera. Che sta per dirmi? Infatti si vede quello che dicevo pure io, tuo padre. Cioè, quando ti sente una cosa, no? Tiago, frate, sicuro che vogliono vincere a Diego Armando. Frate, sicuro che vogliono vincere a Diego Armando Maradona. Al Maradona, sì. Sì, secondo me sì. Anche se la Fiorentina è in forma ultimamente, sta giocando bene, ma per me il Napoli ce la può fare. Il Napoli se gioca da Napoli a schiattare la Fiorentina. Voglio che gioca bene la Fiorentina, ma se noi decidiamo di vincere la partita contro la Fiorentina, non ce n'è nemmeno per la Fiorentina, perché noi siamo il Napoli, noi abbiamo fatto prima di oggi un grande campionato e secondo me se giochiamo da Napoli non c'è partita nemmeno per la Fiorentina. Napoli, mi aspettavo una reazione stasera, invece a me perché faccio fatica a segnare, fanno fatica a segnare, sì. Ti saluta mio padre, salutamelo tanto e forza Napoli. È stato un piacere avervi conosciuto, veramente. Forza Napoli sempre, forza la gente di Napoli, tutta Napoli, si mette più bella, si mette più forte, ti rimane la città più bella del mondo, ci invidiano tutti, pure qua su ci invidiano, perché si mette più forte. Ma quando mai Fiorentina fa schifo però? Infatti, noi la schiattiamo a capo a Fiorentina, giocherà anche bene, avrà fatto 5 gol, ora mi ricordo con chi ha pareggiato con la Salernitana, in finale di conference, semifinale di conference di Coppa Italia, ma quando gioca con il Napoli, se il Napoli fa il Napoli, non ce n'è per la Fiorentina, e schiattiamo a capo. Silvestro, però la Fiorentina ogni volta che sta con noi caccia a scienza, vabbè. Caccia a scienza, ma secondo me Silvestro, io te lo dico oggi, se il Napoli non vince stasera con la Fiorentina ne usciremo o vincitori o vinciamo o al massimo pareggiamo, si vince il campionato. Per me se stasera non lo vinciamo stasera con la Fiorentina lo vinciamo il campionato, ne sono sicuro, no al 100%, di più, segnati queste parole che ti sto dicendo, poi me le rinfacci se non è così, ma ti dico che è così. Se il Napoli non lo vince questa sera, lo vincerà più del 100% con la Fiorentina. Viva Milan, non te la voglio gufare, ma secondo me il Napoli pareggia la partita e vince lo scudetto. Speriamo. Se lo vince stasera va bene uguale. A me se il Napoli vince va sempre bene. Però è una percezione, è un qualcosa che sento io, che secondo me lo vince con la Fiorentina. Poi se lo vince prima, sono contento, sono tifoso del Napoli, mica sono tifoso dell'Udinese. Cosa sta succedendo al nostro Napoli? Napoli ci sta, è in calo fisico, è stanco. Antonio, facendo un campionato da settembre, da inizio settembre fino a marzo, sempre a 1000, Champions League, è normale che i giocatori hanno un calo fisico in qualche mese, vengono a mancare, va a faticare la squadra, no? E questo mese è stato un po' così per il Napoli, anche contro il Milan in Champions League, perché se il Milan trovava il miglior Napoli nei mesi scorsi sarebbe stato totalmente un'altra partita. E vabbè ragazzi, abbiamo proprio nel momento chiave siamo venuti a mancare, no? Però sono sicuro che ci rifaremo con la Fiorentina, come sto dicendo. Silvestro, allora mo ti dico una cosa. Dimmi Silvestro. Fiorentina va a bruciare un pare copertone, Goppi 4 vice. Viva Milan, come è successo nel 2021 all'Italia, alla finale dell'Europeo l'Inghilterra è andata sotto 1-0 e poi ha pareggiato con Bonucci e poi è andata a rigori e con la parata di Gigi ha vinto l'Europeo.
vabbè, quella è l'Italia, questo è il Napoli, due cose diverse. Vince il Napoli, ma se vince buono, io sono contento, ve lo dico ragazzi. Intanto lasciate un like che non vi costa niente ragazzi. O rito, pigiate, schiattate a capo, tasto, like, dateci una bella capata con i pollici, voglio. Mi vado a giocare la bolletta Napoli-Fiorentina e metto che vince, come hai detto tu, bravo. O vince o pareggia, secondo me non perde il Napoli, vince o pareggia, stanne sicuro, 100%, anzi di più, come ti ho detto. Like messo Napoli, grande Andò, ti voglio bene fratello mio, sei sempre qui, sempre con me. Angelo Barone, noi siamo i più forti, dobbiamo vincere sempre. Noi sì, me più forti. 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 Mamma mia, e schiattamma cava a tutto quanto, voglio e facciamo rosicare, li facciamo mangiare gli alberi con tutte le foglie, mamma mia. No, non sto registrando dal telefono, Silvestro, sto dal computer, però poi c'ho il cellulare qui, guarda, c'ho il cellulare qui e c'è il computer, sto registrando dal computer, qua il cellulare, guarda, quanto è bello, guarda, pure lo Napoli, guarda quanto è bello, qua, Vesuvio, 1926, lo stemma del Napoli, e poi come sfondo c'ho quelli, la partita con la Juventus, bellissima. Più grande che la nazionalità. Vediamo che dice Bottifire 2000. Ti stimo tantissimo, grazie amico mio, grazie Bottifire. Angelo Barone, neanche un gol ha fatto il Napoli, siamo un po' così. Intanto dal Maradona stanno facendo vedere il maxi schermo, bellissimo. Sulla linea difensiva delle squadre avversarie, per portare via per essere molto più vicino alla porta e poter cercare di andare a vedere. L'unico episodio invece da rivedere in questo primo tempo lo facciamo insieme al nostro Luca Manelli, il primo è quello che vede il protagonista Kvaratskhelia. Vai Luca, ciao, buonasera. Buonasera. Spero che lo vincete lo scudetto, perché dovete dimenticare al più presto quella maledetta serata del 17-01-2003 quando siete stati eliminati in Coppa Italia dalla Cremonese. Se vinciamo lo scudetto è nostro, è ovvio che se vinciamo lo scudetto è nostro, è normale. Se lo vince il tuo sia, e lo tuo sia, e un nostro sì lo scudetto, non ce lo leva più nessuno, ragazzi, un punto in 6 partite, che maronna, non lo fai sì, vinci pure qualche partita addirittura. Mua, che palla però. Fuori l'area di rigore. L'episodio successivo è invece un pochino più chiaro, più facile, Osimhen recupera tanti metri sul pallone lanciato dalla difesa, Dorian Perez copre il pallone e quello che c'è dopo Ragazzi, risultato Udinese-Napoli, secondo voi come finirà? Primo tempo sappiamo 1-0 per l'Udinese, gol di Lovric al 13esimo. Per voi come finirà la partita? Così 1-0 per l'Udinese, 1-1, 2-1 Napoli, 2-0 Udinese, 2-2. Insomma, come andrà a finire la partita? Scrivetelo nella chat che io vi leggo ad uno. Stefania Forte, buonasera. Forza Napoli, speriamo di pareggiare e fare la festa. Insomma, sì, speriamo Stefania, speriamo bene per il nostro Napoli, per tutti i cuori azzurri come noi. Osimhen ci è andato di tanto vicino al gol, mamma mia, ancora di testa, devastante di testa. Ma avete visto quanto si è alzato, come ha staccato, mamma mia, Victor Osimhen. Forse il Napoli farà 3 gol, finisce 3 gol per il Napoli, 3-1. Ma vediamo. La vedo difficile che faccia 3 gol, però speriamo. Che peccato che dicembre 2023 non partecipate al mondiale per club.
No, stavo vedendo se c'era qualcuno che magari si stava scaldando in maniera particolare, ma non è così. Mi sembra che la formazione del primo tempo sia confermata. Sì. Forse Lozano, un po' più di riscaldamento? No, non lo vedo pronto per entrare in questo momento. Va bene, tanto lo scopriamo tra pochissimo, risentiamo la linea Massimo Brosini e Luigi Bartolo, ci vediamo dopo per il post match. Aige, che cos'è Aige? Scusa Silvestro, non l'ho capito. Aige. Rimani così e facciamo un manicomio domenica a Maradona. A Maradona succede un finimondo. Mamma mia, che succede? Si succede. E come dice su TikTok la frase, e che succede se vincimmo? Mamma mia. O veramente, che succede se vincimmo? Mamma mia. Scassiamo tutte cose, arrubutammo tutte cose, ci pigliamo tutte quelle che è un nostro. Tenimmo Osimhen che è il più forte, vinto un Napoli. Mi avrebbe fatto piacere vedere il Napoli campione del mondo. Sì, Instagram ci sono. Sì, su Instagram ci sono, ora ti faccio vedere. Silvestro, ora te lo faccio vedere qua. Tanto in descrizione trovi tutto, in descrizione del canale trovi tutti i miei social. Eccolo. Napoli l'87. Lasciati emozionare dall'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW. Sono Carmine Frate, Forza Napoli, vinciamo questo scudetto. Grande Carmine, vincimi questo scudetto, vai, Forza Napoli, Forza Napoli, si mette più forte. Ci mangiamo all'Udinese, ci mangiamo e digeriamo pure. Mi sta tantissimo simpatico. Intanto vedo un po' un passo dal cielo su Rai 1 e poi metto il Napoli su DAZN. Grande, un Milani, grande amico mio. Piotr Zielinski sarà l'uomo scudetto. Pietro. Ale Napoli, ale, lotta insieme a noi. Conquista la vittoria, conquista la per noi. Ale Napoli, ale. Il progresso. Ma da zona c'è scassato cazzo, se no può per un po' cazzo queste pubblicità ti chiamano una cappata a mocca a te tutta la lingua da zona. Ma è scassato. Ti seguo su Instagram, grande Angelo, grazie ragazzi che mi seguite su Instagram, grazie a Silvestro, grazie a Angelo, grazie a tutti quanti che siete qui in live, che mi fate compagnia, a me e al nostro Napoli, soprattutto la nostra maglia, la più bella del mondo. Abbiamo un colore stupendo, cielo, mare, tutte cose, un nuovo, tutte cose, però scudetto, in coppa la maglietta, mamma roga. La Daciarina, la fangulata, la Daciarina. Sottile, te mangiate troppo sottiletto. Battuta triste, però. Marino. Si proprio commossa la Marina. Che cazzo stai dicendo? Vai spallettone. Lo so che vuoi vincere lo scudetto contro la tua Fiorentina, lo so. Essendo toscano vuoi vincere lo scudetto contro la Fiorentina. Lo so, Spalletti, ci stai pensando.
Ci sono un sacco di colleghi napoletani, Vincenzo Crispino, Federica Crangiano, Giovanni D'Ambrosio e Pietro dell'Aquila e Arianna Triassi che sono simpaticissimi come te. Davvero non vedo l'ora che vince. Mamma mia, speriamo. Io tengo la maglietta di Osimhen del Napoli, me l'ha regalato Osimhen. Lui, grande, Angelo, grandissimo. Curipalì, buonasera. Da Bologna. Grande. Viva, che vincete deve essere corretto a dirtelo, ma non c'era spazio. Che vince. Non vedo l'ora che vincete, grande. Grazie mille. Di niente, Angelo, di niente. Di niente, amico mio, di niente. E forza Napoli, vai, capita! Di Lorenzo, Giovanni, Di Lorenzo. Wow, quando si parla con una scia. Udinese in me. Ale, Napoli, ale, lotta insieme a noi. Conquista la vittoria, conquista la per noi. Tu che ti aspetti del gol del Napoli? Vediamo, vediamo. Non lo so, ma mi sento che si perde. Speriamo di no, spero di sbagliare. Spero di sbagliarmi. Spero che Napoli segna e pareggiamo questa partita, anche se secondo me lo vinciamo con la Fiorentina, lo ripeto. Sottile con le sue indicazioni, pallone che viene asciugato, magari per cercare anche la battuta lunga. Poi invece il tocco a cercare Nestorowski, ampio scambio per la finalizzazione verso Pereira che prova a rimanere questo pallone. Che termine, oltre per il fondo, sarà possesso Napoli. Pronto Pereira. Kim. Una delle sue rare prestazioni non perfette all'andata, suo posto di scuse. Tra l'altro si è ancora in positivo per Ragazzo Pintato, un ragazzo che sono delle chiavi assolute, una delle grandi scoperte di questa stagione poderosa, quella di Kim, possibilità per Vlahovic che prova a dare finalmente, Gio parla a innescare nuovamente un doci che non se la sente di affrontare, sceglie solo Sergio Perez. So che tifi Napoli, però da sportivo questa è l'ultima domanda e poi ti lascio vedere la partita. Ma da sportivo chi si qualificherà al mondiale per club? Real Madrid, City, Milan o Inter? Io spero il Milan. Spero il Milan. Per me la finale è Milan-Manchester City, finale di Champions League. Vedo leggermente favorito, senti a me, palo cinese. Vedo leggermente favorito il Manchester City per la vittoria finale della Champions League. Però il Milan se la giocherà. Per me la finale è Milan-Manchester City. Vedi cosa ti dico. Questo è il mio pronostico. Viva Milan. Angelo Barone, noi dobbiamo vincere, deve perdere l'Udinese, la squadra che schifo è l'Udinese. Koulibaly, sia vitami. Però non sei Koulibaly che loro Napoli tu, Tu sei un pezzotto, frate. Quella vedo anche un spareggio per andare al mondiale per club. C'è sta pure un pezzotto di Koulibaly in live. Mamma mia. Mi sa che mi devo andare a rifare shampoo e levarmi la tintura azzurra. Non è giornata oggi. Non è giornata oggi. Boh, mamma mia.
secondo me chiave. Sempre Angelo. Soprattutto quando c'è da sbagliare, no? Quando sono situazioni così bloccate. Chiaramente questo tipo di andamento di punteggio con Don Milovic non semplifica il lavoro del Napoli nella ricerca degli spazi nei confronti della difesa tricolare. Ancora di testa laterale. Sarà lunga a cercare Ristonowski. Alla carriera su Pereira, spalla alla porta, non riesce a difendere, non arriva al recupero del Napoli, un team che ha già servito l'iniziativa da parte di Lorenzo, si prende qualche metro, prova a far correre con questa iniziativa Elmas, dentro c'è Osimhen, arrivando anche Dombele, la deviazione, celebrato in maniera molto calda dai tifosi del Napoli, nel settore dei tifosi del Napoli, il tocco di Perez che ha portato questo calciato, Elmas sul punto di battuta, i saltatori di Lorenzo, Anghissa, Osimhen, tutti dentro a saltare, 6 uomini, occhio alla battuta, vedete anche Kim, palla che viene allontanata, la schiena della rivale in anticipo qui per non rischiare di tenere il falloso, sarà calcio di punizione, la dubbi di dentro di gara, Paolo Giudotti su Kvaratskhelia, braccio sinistro, è Cornelio. Era il tenuto uomo per le spalle, c'era soltanto la bocca nella classica situazione, la palla inattiva a favore del Napoli. E ad una punizione 51esimo in corso. Inizio di secondo. Grazie amico, buonasera anche a te, forza Napoli, alla prossima. Staminanza stasera per la partita del Napoli. Troppo, Angelo, troppo. Io sono teso, troppo. Manca 40 minuti alla fine della partita. Ci abbiamo tutto il tempo per poterla pareggiare e anche ribaltare il risultato. Possiamo anche vincerla. Ovviamente, lo ripeto, non sarà facile. Non sarà facile. Con un Udinese che si chiude e vuole ripartire per fare il 2, non sarà facile. Vediamo, speriamo, Angelo. Appoggiato il calcio d'angolo, nuovo corner, stessa posizione di un paio di minuti fa, sempre al suo punto di battuta, sempre 6 saltatori in mezzo, tutta l'Udinese a protezione. Attenta con il destro, ma nel mezzo il colpo di testa, poi Anghissa si coordina, ridente in mezzo, accaccia la deviazione, Kvaratskhelia. Mamma mia! Osimhen! Sì! Vai, Victor! Osimhen! Mamma mia! Mamma mia! Si è rotta la maschera di Osimhen nelle esultanze, sta chiedendo quella sostitutiva, in questo momento Spalletti predica calma, Osimhen dalla rabbia agonistica ha lanciato la mascherina al dottore del Napoli, Canonico, per metterla a posto che per contenuto è rotta. E allora mascherina da sistemare, ovviamente la foga per un gol pesantissimo, quello trovato da Osimhen. Al minuto 52 di una partita complicata, inespressa da parte del Napoli, abbiamo detto più volte, con il 22esimo Osimhen 1-1 Napoli, Victor Osimhen.
Ci siamo ragazzi. Il risultato che serve a noi, a Famok. Anch'essa, palla che arriva verso Rivera, che va verticalmente, si entra Osimhen, viola lontana, ancora Anch'essa, la caccia del pallone, non viene prova a disturbare, l'intervento di De Cavo, altro intervento da parte di Kim, Lopric, cose molto confuse, anche un passaggio, De Cavo, prova ad andare verticalmente, tocca a Domenez, la rimessa laterale dell'Udinese, adesso improvvisamente in ogni angolo dello stadio vengono fuori sciarpe azzurre, bandiere azzurre, maglie azzurre. Oh, 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 sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Oh, 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 oh. Possesso per il Napoli con Kim sul punto di battuta, dovremmo anche trovare una mediazione con un signore quale Sì. visto il comando del bandiera non si vede più nulla, è chiaro che insomma sventola la bandiera è una cosa sacra, apro quindi ci mancherebbe altro, però insomma facciamo un po' fatica in certi momenti a vedere, possesso per Anch'essa, ma troviamo una mediazione, ci siamo già stretti la mano, Elmas è il momento del possesso per Rachmani che apre lateralmente verso Kim, sono sempre un contenimento si assolutamente con Domenech che prova a dare al salto dove può attaccare ancora il Napoli, lo fa con il di Kvaratskhelia, eccolo Kvaratskhelia, si muove in quella zona, alto appoggio, alto giro, lo tocca razionale, Anch'essa, che alla fine ha avuto il grande dentro in quell'azione, non se l'era sentita di calciare dalla fine del suo cross, è stato un forniere di ottime cose per il Napoli, prima Guara e poi Osimhen per il tappeto vincente. E adesso sentitela, la Dacia Arena in versione azzurrissima. È cambiata anche la gestione del pallone, il modo di correre proprio, di scambiarsi il pallone dei ragazzi di Spalletti. Palla verticale per Osimhen, difende il pallone Osimhen, riapre verso Elmas, tra l'altro andiamo sugli aggiornamenti sulla maschera e dintorni da Alessio, intanto Elmas che manovra. Riapre verso Kim, altro giro. Adesso il Napoli prova a mantenere il possesso del pallone, ma chiaramente la situazione anche psicologica è diversa oltre che tattico. L'idea riceve, Domenech controlla, Kvaratskhelia prova a passare internamente, insiste ancora Domenech, ma peccato che legge la grande questa situazione, è lontano. È come se all'improvviso si fossero sformati di dosso tutte le tensioni normali, giustificabili del momento, il linguaggio del corpo, i movimenti, questi ultimi 2 minuti, non lo so, sono tornati a essere quello di una squadra armonica nella gestione del pallone, nel passarsi il pallone. Tra l'altro quello di Osimhen è il 46esimo gol in Serie A che guagna un altro grandissimo giocatore del Giorgio Weah come miglior Vai giù, vai, vai. nel nostro massimo campionato. È un altro tassello di una stagione strepitosa per Osimhen. Insiste il Napoli, lo fa con Anch'essa, palla per Kvaratskhelia, ora in buona copertura la parte di De Cavo, arriva la Mocca a chiudere, prova a intervenire ancora Anch'essa, Kvaratskhelia viene anticipato, l'Udinese prova ad uscire, lo fa con calma, alla fine Wallace può provare a mettere ordine, ancora il possesso per Lopric che deve disturbato da Osimhen, rischia l'Udinese in fase di possesso, poi si raccava molto bene, Silvestre è pronto per il rinvio, ma non è la forma parte di Giorgi che trova un bel corridoio per servire prima Lopric e poi Pereira, ancora Lopric, l'Udinese adesso attacca con 5 uomini, occhio alla possibilità, occhio al movimento. Mamma mia, Kim, Kim. Va bene ragazzi, va bene Kim, va bene Elmas, va bene tutto, perché abbiamo pareggiato, va bene tutto. Di Kim che sta avanti il pallone e trascina avanti, perché non c'è per fortuna che l'altro che si accorge che sul lato debole c'è quello della fascia sinistra e sul lato c'è la voce del Però ovviamente insiste vuole tempo dare il fido nel suo ottimo match fino al momento del 1-1, occhio alle dosi che provano a dare la deviazione, ancora dosi prova a intervenire, Di Lorenzo in faccia di posizione il pallone, la rimessa laterale sarà friulana, 58 minuti, 38
tra Udinese e Napoli, Lovic e Osimhen. Pronto Doci, con il ritorno per lui. Sembra un nuovo scambio con Pereira, Di Lorenzo, Doci va via, combatte il Doci, rischia qui il Napoli, Rachmani, poi a terra, riesce a cavarsela, Anchissa, allontana, direttamente in zona viola, insiste il momento Udinese, lo fa con Wallace, quindi Samarzic, Lovic, altro giro, a innescare il movimento la parte di De Caro, palla dentro, deviazione proprio Meretta. per la conclusione di De Caro, per l'atteggiamento complessivo dell'Udinese, che continua a giocare una partita di alta intensità, dopo aver concesso per qualche minuto il possesso, forse si è arrivato un po' la volta psicologica del gol dell'1-1, prova nuovamente con De Caro. Certo che il Napoli, insomma, abbiamo descritto i minuti seguenti al gol con grande entusiasmo, ma poi adesso ci saranno da gestire sia tecnicamente che emotivamente per entrambe le squadre, ma più di mezz'ora. Quindi Assolutamente. Ande Pietro. Pamok. Un pochino più alto rispetto al primo tempo, si sta schiacciando troppo sulla difesa come gli altri centrocampisti, quindi non gli piace l'atteggiamento in questa ripresa. L'abbiamo sottolineato nel primo tempo, più Lovic di Samarzic, tra i centrocampisti giochieri dell'Udinese, lo tocchiamo Napoli, Serve comunque calma, quello che sta chiedendo Spalletti adesso, curiosità, da 5 minuti l'assenza della mascherina sul volto. Battetti l'hanno sistemata e l'hanno riconsegnata. non come quelli della Ferrari ovviamente per velocità, ma sono l'unico. Sì. Festeggiamenti per il gol. Alla fine dovrebbe essere comunque valsa la pena per un gol così importante nell'economia di questa partita, che comunque è tutta da giocare, 61esimo, possesso Udinese che rischia qualcosa, qui a titolo d'oggi si trova il pallone tra i piedi, sulla pressione della parte di Erba, sta appoggia ancora per Silvestri. Il quinto gol dell'Osimhen contro l'Udinese, che gli porta direttamente molto bene. L'Udinese e Samp sono le due squadre che hanno segnato più gol in carriera in Serie A con 5 gol, soprattutto il 9 gol in 9 partite fuori casa dell'Osimhen. Aveva già il miglior record dei 5 principali campionati europei dal suo punto di vista. Primato ulteriormente rafforzato dal gol che ha dato l'1-1 a Napoli. Possesso per Wallace. Perez, Wallace. La pressione da parte di Anchissa. Udoci. Sì, Angelo, sì. Sulla particolare animosità qui. Condizione meridionale. Pronto Wallace sul punto di battuta. Perez con il tocco verso Viol. Cerca Wallace. C'è la pressione da parte di Anchissa. Sta per arrivare il momento di Zilinski, dunque nel Napoli. Un ex della gara, anche qua la scheda che può provare ad andare. Alla verso Dobele, ancora qua la scheda. Che ha spazio per andare. Appoggio su Di Lorenzo. Si prende qualche metro, Di Lorenzo pensa al cross, lo tempo, morbido in mezzo, colpo di testa da allontanare. Stato esiguo, poi tocca la parte di Wallace, deve liberare la difesa friulana. Si appoggia immancabilmente sul destro della scheda, accompagnato all'uscita da Rachmani. Poi Rachmani continua nel suo tentativo e va a sfidare un Doci. Quindi Wallace rimane alto Rachmani, ovviamente dovrà essere coperto dai compagni dietro, alla fine stende il fallo, perdendo non cattivo, ma per play tra lui e Doci, da sottolineare. Eccolo qua, secondo te Attina a un certo punto ha scritto il fallo anche nel Ecco Piotr. Un po' riuscire a recupero per l'azione dell'Udinese. Amore mia, vita mia. Boomer, buonasera, amico mio. Guarda pure tutto azzurro con me.
Peppuna, sì, Peppuna. L'indicazione di Zielinski e i propri compagni anche a Osimhen fosse quella di prendersi un momento per rifiatare. Mi è sembrato di intuire che l'indicazione fosse aspettiamo un attimo, prendiamo fiato, non sprechiamo l'energia perché l'Udinese comunque viva in partita. 64 minuti, lo spettacolo in campo, certo, ma anche fuori. Con la sfida fra le tifoserie, i canti, i cori, l'appartenenza, l'orgoglio, l'adrenalina, il senso del momento. Ovviamente l'adrenalina soprattutto per i tifosi del Napoli, ma l'Udinese ci tiene, sta facendo una partita di altissima intensità. Alla Perzilizza, Kvaratskhelia, prende il campo Kvaratskhelia, occhio a Kvaratskhelia, palla verso di Vera, curato da Bion, grande copertura di Bion, capire un diretto, sempre contro una pressione fissa, la Elmas a disturbare la Capitolo, ha già provato Lopreč che può andare all'impostazione, quindi Giovanna, verso i due, con calma ancora l'impostazione friulana, nuovamente Wallace, altro pallone verso Udoci, si è abbassato Pereira per dare una mano, Udoci nuovamente sotto gli occhi di Luciano Spalletti, Perez, intorno a deve essere stato impreciso, sempre stato. Savic può andare, va verticale, intervento da parte di Pereira. Vado a seguire su Instagram, ok? No, vengo, ti vado a seguire su Instagram, ok? Mo vengo. Grande, grazie, bravo. Victor! Mamma mia, Osimhen! Sempre Kvara che tira in porta e c'è Osimhen. Sempre loro due. Kvara che tira, parata, respinto, Osimhen. Sono sempre loro due. Col 2-1 chiudiamo la partita, se facciamo il 2-1 la chiudiamo. È fatta se si fa il secondo gol, è fatta se si fa il secondo gol. Andiamo Napoli. Vai Napoli, va. Bello allargato per Olivera, bel pallone di Capibombo, mostruoso Capibombo. Ivano Comenzoli, buonasera, si mette più forte, sì. Vai, mamma mia. Fallo però, fallo. Mamma mia. C'è fallo. Gioco pericoloso, c'è fallo su Becao se non mi sbaglio. No, su Perez. Gioco pericoloso di Kvaratskhelia. Sì, c'è fallo. Un po' in ritardo il fisco, giusto, però è fallo, non c'è nulla da dire. Gioco pericoloso del Giorgiano. Kvaratskhelia. Di Elmas, no Kvaratskhelia, scusate. Di Elif Elmas. Lancio lungo per l'Udinese, ma c'è Kim. Che difensore sei? Tam, Kim, io Tam tanto. Mamma ruga. Ivano, fai bene, ma tanto siamo i più forti noi, perché siamo terzo scudetto, mamma. Mamma mia, sta arrivando. Coriandoli, tagliati i coriandoli. Lotta insieme a noi. Grazie José, grazie amico mio. Mamma mia, Giovannina.
Vai Napoli, vai Napoli. Siamo i più forti, i più forti, che da maga meno quanto. Non lo dico il risultato, sono scaramantico. Sì, non è male, un bel giocatore Dia, ha fatto vedere di avere qualità, di essere un giocatore di alto livello per le giocate, per la velocità, per il dribbling, per come sa trovare la porta, è forte, forte. Potrebbe anche giocare come esterno al posto di Lozano, se Lozano va via. Sai, Dia, Osimhen, Kvaratskhelia sarebbe un bel tridente d'attacco. Vai Di Lorenzo. Mamma mia. Rallentato il gioco, era buona occasione. «20 minuti di sofferenza ancora per il nostro Napoli e poi possiamo dire quella parola lì, ragazzi, quella parola tanto attesa, il sogno nel cuore. Vai Zelinski! Mamma mia, stava arrivando il gol di Zelinski. E Napoli lotta insieme a noi, conquista la vittoria, conquistala per noi. Cerca di bucare verso Pereira, spara la porta Pereira, accompagnato all'uscita, ancora Pereira, non di rimarcatura, ripete il pallone, Pereira. La deviazione è rimessa la razza a Fluminense. Andiamo Napoli. 72esimo. E quindi andiamo a vedere. Gran pallamento, sinistri di direzione, molto bravo Silvestri con il riflesso. Palla deliziosa quella di Elmas. Destro delizioso, delizioso. Palla gol per Piotr Zielinski. Sì, perché c'è proprio Zegler ad entrare, dovrebbe entrare proprio il posto di Udoci, in attesa di conferma, arrivano anche indicazioni ai giocatori che sono in campo e anche a quelli che si stanno scaldando, perché Sottile ha chiesto a Toben di intensificare, di accelerare. Viene dato un segno comunque di personalità da parte della formazione giocata, non rinunciare, non accontentarsi del risultato che sarebbe comunque sicuramente di prestigio. È buono kebab. Voleva andare a Istanbul, mi stai facendo rimanere un kebab a Cangan. Tempo dei Covid che ti seguo, sai che sono milanista. Amo Napoli, stessi colori come la mia Bornea, amo Diego come l'ottimo. Grande, io sei. Mamma mia, campione dell'Italia! Mamma mia. Buono, e pizzica e patatina. Io mi ho mangiato un panuozzo. Il panuozzo, lo conoscete il panuozzo? Buono, panuozzo. La pubblicità però scasso cazzo, lo sapete che era un bucazzo la pubblicità. Boomer dice vabbè, sono buoni anche in Italia, che hanno aumentato i prezzi, adesso una pietina kebab costa 5,50 €, hanno mandato tutte cose.
si può cantare più niente, non si può mangiare, non si può fa niente, a poco non si può nemmeno ma che le cose là, mannaggia miseria, mannaggia. che supera anche il record dietro di marcatori del continente africano in una singola stagione. La capolista se ne va, a più scudetto se ne va, e se ne va, la capolista se ne va, a più scudetto se ne va, a più scudetto se ne va, e se ne va. Ricordiamo che questo è per anche per Mare Chiaro, Gulam, Insigne, Koulibaly, tutto quanto, Mertens. Napoli, salvaci tu, dai. Fa una magia. Inconfondibile che sentite dei tifosi del Napoli. Lo Bocca ha ricevuto la Zilischi, aperto verso Anchessa, un quarto d'ora più recupero alla fine. Ancora Elmas, nuovamente Anchessa, con calma Di Lorenzo ha servito Rachmani, sempre Di Lorenzo, 15 minuti. sempre Di Lorenzo, adesso il possesso palla che è il marchio distintivo del gioco di Spalletti, può diventare anche uno strumento difensivo, oppure uno strumento come nella circostanza precedente con Zilischi, quasi di surplus per far tormentare gli avversari e trovare il momento giusto per colpire. L'ha sempre fatto in stagione. È la caratteristica. Sì, per poi accelerare in diverse forme. Ci prova la Bocca adesso che viene fermato, non ha dubbi di calcio di punizione per il Napoli. Una delle caratteristiche più belle del Napoli è proprio questo, il palleggio continuo, quasi ipnotico partendo da dietro e poi le accelerate, che hanno dato in stagione questo tipo di accelerazione, tanto Kvaratskhelia, ma Lozano, diciamo, quando aveva il pallone riusciva a incidere. In mezzo al campo Zielinski è stato l'artefice di strappi palla al piede meraviglioso, stesso Anghissa. Il Napoli ha regalato bellezza, credo, indiscutibilmente fino al primo marzo, poi magari in quest'ultimo mese ha avuto qualche difficoltà in più dal punto di vista della brillantezza, ma la qualità di gioco, la percezione anche a livello europeo della qualità di questa squadra è indiscutibile. Siamo stati testimoni di qualcosa di clamoroso. Occhio al calcio di punizione, a cercare Di Lorenzo che era salito sul secondo palo nel tentativo di direzione aerea non semplice, ma che tenta sul fondo. Dicevo che siamo stati testimoni in questa stagione di aver visto una squadra che ha regalato una continuità difficile da ripetere, delle prestazioni da tutti i punti di vista è che evidentemente ripetibile. Ricordo fatto il Napoli prima di questa partita ha vinto solo l'ultimo pezzo, le ultime 8 trasferte. Assolutamente. Di 16 partite giocate fuori casa, il Napoli ha vinto 14, perdendone una a Milano con l'Inter e pareggiando in un'altra. Pareggiando con la Fiorentina, vincendo altre 14 partite fuori casa, ma un pareggio che significa 43 punti sono in record ovviamente. 8 vittorie consecutive come nel 2021 fuori casa. Intanto cambio ancora dell'Udinese. Fuori Lovric, dentro Arslan, sostituzione dunque per Ferrari. Buona partita di Lovric, anche il merito sul gol, ma va sottolineata la qualità di questa squadra. Buonasera, Forza Napoli, Nasser. Con un'identità tattica precisa, con la difesa 3 che sappiamo è un mantra, è un metodo di lavoro anche in prospettiva di attacco importante. Grande. Per i suoi collaboratori. Qui c'è una filosofia molto precisa, molto Fino a generare giocatori di alto livello. Lovric e Samardzic 10 gol in due, 5 e 5. Importante, insomma, un po' dei centrocampisti, vuole essere un giocatore forte. Questa squadra sarà anche un impegno societario da quel punto di vista tattico, sappiamo, mi piace giocare in questo modo, penso le interpretazioni, il coraggio, che mettono gli allenatori nel mettere qualcosa di loro all'interno del sistema di gioco. Lo Bocca, 79esimo in corso, ancora possesso palla Napoli con calma, senza ovviamente la necessità che c'era fino al gol di Osimhen di dover accelerare, di dover affrettare i tempi. Adesso il possesso palla può essere anche più ragionato, ci prova anch'essa, Elmas, Di Lorenzo,
Parlano qualsiasi ormeggio, ovviamente i tifosi del Napoli, arrivati in gran numero fin qui. Tentativo di imbucata a cercare Kim, pallone raccolto da Biol, rispondono i tifosi dell'Udinese con il nome della propria squadra, protagonista di un'altra stagione di alto profilo, la conosciamo benissimo, da un po' orientato, insomma, ennesima annata di continuità ad alto livello per l'Udinese, colpo di essere anticipo, Beret, si porta il pallone, vicino, adesso ovviamente bisognerà verificare le condizioni più libere che si due, che si sono scontrati senza cattiveria, va il direttore di gara ad osservare, e qui il racconto si mescola tra le facce in campo e le facce fuori, tra i protagonisti in campo e i protagonisti sulle tribune, quindi vediamo il contrasto tra i due. Mi sa che il cambio Samatric non ha dubbi, chiede subito il cambio, non fortunato sicuramente si può in questa capita. Intanto Elena Zelinski per play. Mancano 10 minuti per recupero al termine della gara, si può verificare le condizioni. Maglie Vintage, sponsor di qualche tempo fa. E pensieri che fanno il giro. Si è raccontato al riformista in un colloquio molto interessante. Spalletti ha raccontato il suo metodo di lavoro, dormire a Castel Volturno per essere vicino alla squadra, per controllare tutti gli aspetti, anche quelli apparentemente più marginali. Andiamo per il campo, Alessio. Nel segno del non rischio e della calma, il time out di Luciano Spalletti ai suoi ragazzi ha preso da parte in particolare di Lorenzo e Vittorio Osimhen. Di Lorenzo ha spiegato che questa palla deve muoversi orizzontalmente, andare da sinistra verso destra. Osimhen ha detto non per forza, adesso facciamo l'opportunità, cerchiamo di tenere il pallone dall'altra. Ovviamente adesso il Boccalupo va invece al numero 19 dell'Udinese, l'Udinese che ha perso prima Udoci e poi Esigüe, certamente non fortunata in questa fase di gara. Vuole anche Samazic al suo posto con Ben per mantenere alta una certa intensità offensiva. Eccolo qui, questa sostituzione con Evo Sede al posto di Esigüe. Manca poco, 9 minuti. Poi con l'ingresso del numero 26 al posto di Samazic. Si è giocato praticamente da un minuto e mezzo. Credo che devo fare il centrocampista. Esatto, dov'è che grande talento continuamente con i problemi alla fine. Esatto, dov'è a fare quel lavoro di accordo che prima avevamo soprattutto per Elena si è passato sulla linea dei centrocampisti, ovviamente ne sto scrivendo come punto di riferimento più avanzato. Elena è pronto per il rinvio, 82-10 sul cronometro. 8 minuti più recupero. Ragmani. Altro scambio, l'ennesimo con Chiesa. Adesso senza ovviamente nessuna necessità. Puro possesso palla per il Napoli. Per giocare con il tempo, per misurare il tempo, per farlo scorrere. Alla verso Zielinski imprecisa, Becao ha completamente la misura del suo rilancio, di fatto consegna il pallone a Beret. E adesso è proprio quello che diceva prima Massimo Ambrosini, una squadra che ci ha abituato alla bellezza e che per DNA non sa gestire, non sa controllare, non è nel suo DNA, probabilmente lo sa anche fare, ma ha scelto sempre un'altra strada. Grazie Desrox. Ciao amico mio, e forza Napoli. Per far passare il tempo, ovviamente c'è produzioni sono minuti diversi perché rispetto a tutti quelli che hanno vissuto. Olivera, ottima scelta di tempo, buon anticipo con la scheda, non farlo correre, non c'è la direzione, perché con la via lontano viene controllato da Becao, si viene aspettando messa con le mani, quindi Violo. Ci sono
solo di cose razionali, ma parla di rapporti, appartenenza, odio, mancanza, genitori, figli. Non è mai soltanto una Biol cerca l'inserimento da parte di Cemelata, insiste ancora l'Udinese, tentativo di verticalizzazione, qui Rachmani ha una buona lettura e lascia scivolare il pallone. Hai fatto bene che il calcio è fatto da giocatori, da uomini. Ognuno di loro storia alle spalle alla carriera, una storia. Non lo so, forse un pareggio, non lo so. Ma quello che ci basta a noi, quello che ci serve a noi. Bravo Kvaratskhelia, bravo Kvicia. Dopo il tap-in, dopo la risposta di Silvestri è stata ribadita col tap-in da Osimhen. Dentro Lozano, a segno qui lo scorso anno del 4-0. È pronto per il rinvio. Beret. A mezz'ora da qui, a 5 minuti del 90esimo. L'intervento su Osimhen è falloso, allarga le braccia a Spalletti, sarà calcio di punizione per il Napoli. In un contesto della partita, insomma, diciamo, escluso un po' di contrasti nell'ultimo momento, questo di Perez è sembrato un po' fuori luogo perché Spalletti che... Ora te lo dico Angelo, ora te lo dico. 5 minuti, 4 minuti, 4 minuti più recupero. 4 minuti più recupero. Angelo, 4 minuti più recupero. Ovviamente la parte di Guevara voglia vincere la gara, a Napoli questo risultato in questo momento va bene per festeggiare, l'Udinese ci proverà, ma è ovviamente orgogliosa della partita che ha fatto, mettendo in difficoltà forse più del previsto la formazione del Napoli. Vedremo, tanto lo sa, prova a lavorare questo pallone, prova ad arrivare da Mocca, viene anticipato, pallone lungo, arriva Bert a gestirlo. 3 mezzo, adesso sarà importante capire anche quanto recupero ci sarà a disposizione. Non ha fretta in termine, si prende tutti i secondi possibili. Sveglia la fine di Lorenzo, 87esimo, Sottil continua a dare indicazioni, Rachmani senza bisogno di accelerare, Kim, Zielinski, Olivera. Quando c'erano almeno una cinquantina, Josef. Regalata Biol che prova ad uscire Lestanowski, tentativo di apertura, possibilità per l'Udinese che prova ad attaccare con il lavoro da parte di Zegena, si appoggia verso Perez, prova a cambiare completamente lato, deve scalare Lozano, pallone impreciso, termine in out, 2 minuti e mezzo, più recupero, appena sappiamo il tempo di recupero ovviamente ve lo comunichiamo. Tappi occhi lucidi. Grande Josef. Due palloni in campo. Quella che c'ho io. A me manca quella col bacio, mi manca. Questa del Napoli che può manovrare e difende il pallone in coperta. Costa. Saranno 3 minuti di recupero, dunque meno di 5 al termine della gara. Anchissa va verticalmente a cercare Osimhen, colpo di testa da allontanare, palla che viene fatta rimbalzare di Lorenzo, rischia qualcosa, Beret, quindi Rachmani, voleva di testa laterale più l'Udinese, Rachmani va profondo, cerca Osimhen, alla caccia del pallone Osimhen. Vai. Osimhen, a regalarsi ancora uno scatto Osimhen, la deviazione, senza Zielinski in mezzo, Osimhen. Questa giocata poi C'è un po' di imbarazzo perché non liberare quel pallone
messo dentro da Osimhen, però si sta lamentando, cerchiamo di capire. Vuole che qualcuno vada lì per insomma. Guardare le parti della bandierina, vuole guadagnare qualche secondo. Il Napoli ha tutto il tempo che vuole per vincere questo campionato, ma vuole farlo ora, vuole farlo nei prossimi 4 minuti. Si rischi dalle parti della bandierina, Elmas su quel lato, ancora si rischi, anch'essa, Lobotka, Kim, 40 secondi al 90esimo, anch'essa con l'apertura verso Elmas, Di Lorenzo che riceve, Fallo! su di lui, combatte ancora Di Lorenzo, il pallone riesce, la rimessa dell'Udinese, 89-35. Prova di partire l'Udinese, anticipo di Lorenzo che non riesce, c'è Andelobo. il quadro che recupera il pallone, Enita Guai, ancora Anchissa, palla verso Rachmani, altro appoggio sul team, nuovamente Anchissa, 89-55, arriva la segnalazione del tempo di recupero. Sono 3 minuti, sono 180 secondi, è una serie di fraseggi, di possessi, di tocchi, di pensieri, di immagini, di gente che torna probabilmente dalla mente, di preparativi. Palla Bocca, Zilinski, prova a correre, accompagnato da Wallace, si fa vedere Olivera, la giocata è ancora più ambiziosa perché va più avanti della zona di Lossano, 90-25, altro appoggio, sempre Zilinski a controllare. Vai che ci siamo, vai Napoli! Buonasera Leonardo e forza Napoli. Grazie Leonardo. L'Udinese sta rispettando diciamo, la grandezza di questa squadra. Arriva l'intervento, ma arriva anche l'intervento successivo dei vigili del fuoco perché arriva un tumulto, ovviamente senza conseguenze, viene portato fuori, se ne è dato il primo dei 3 minuti di recupero. Mancano 110 secondi alla fine, sarà possesso per l'Udinese. Spalletti osserva l'orizzonte, qualche problema forse per Silvestri dal punto di vista muscolare, a prolungare se possibile ancora di più l'attesa, questa sospensione. Essere che Silvestri tanto che succede nell'attesimo. È possesso per l'Udinese, ma fra un attimo, 91-49, vediamo se ci sarà un superamento di recupero, se si giocherà soltanto per 70 secondi. Comincia tecnicamente l'ultimo minuto di questa sfida con l'Udinese, con De Cavo, cerca la giocata verticale, Elmas, anticipa tutti di testa, poi ancora l'Udinese, con il tocco avanzato Lobotka, allontana, l'intervento di Aslan per un attimo, quindi ancora ruolo, 92-15, la pressione da parte di Osimhen, un altro giro, verso Segeland, che preferisce ritornare ancora sulla linea dei difensori. E adesso i tifosi del Napoli vorrebbero il fischio finale, 92-30, altro pallone verso Segeland, c'è sempre Elmas in quella zona, che da una parte di Lorenzo, palla che esce, vediamo se è rimessa laterale, sì, è rimessa laterale per il Napoli, 92-40, qualcuno pensa già al fischio finale allora, e allora i tifosi del Napoli, come direbbe il grande di Guaglioni, ci sono santamente sulle nuvole, comincia Sì! Vai! Campioni d'Italia! la gioia di Spalletti, la gioia dei giocatori, ovviamente adesso ci vuole grande tranquillità, grande attenzione, grande prudenza, grande rispetto in queste situazioni. Io non so neanche dire che sia veramente più stradato, sta di fatto che al 92esimo e 50 c'è stata l'invasione di campo e adesso qualche centinaio di tifosi in campo, Spalletti abbracciato dai tifosi, ha detto l'invasione di festa pacifica.
c'è chi guarda il panorama della tribuna. Grande onore al merito, che mai come adesso possiamo dire onore al merito. Una squadra straordinaria che ha iniziato tutto Campioni d'Italia. Però è un onore veramente al merito di una squadra che oggettivamente ha fatto divertire il lungo e il largo tutti. È stato un dominio, e questa è la prima cosa, perché è un titolo vinto con larghissimo anticipo, addirittura discutendo su quale fosse il momento migliore per la festa, che è un privilegio che solo chi ha dominato il campionato può ritagliarsi. E poi è stato un dominio ottenuto attraverso il gioco, attraverso la voglia di imporre la propria qualità, non soltanto di speculare come certe volte nel caso può succedere, ma di proporre un'idea alta di gioco. Questo è stato il Napoli di Luciano Spalletti in questa stagione. E ovviamente questo è il tempo della festa. 33 anni dopo, è la seconda attesa più lunga della storia del calcio italiano, tra uno scudetto e l'altro. È un momento in cui Napoli, la città e i milioni di napoletani in giro per il mondo, quelli che continuano a portare nel cuore questa città, questa squadra e questo colore, l'azzurro, stanno sentendo su di sé. Si fatica ovviamente a riportare la tranquillità, ci vuole grande autocontrollo, adesso la quantità di persone in campo è ulteriormente cresciuta, ci vuole ovviamente la capacità, la prudenza, la tranquillità, il rispetto degli altri, tutte cose che sono fondamentali. È un momento bellissimo per Napoli e per il Napoli, è un momento che eccola qua. La piazza, saremo nei luoghi di Napoli stasera ovviamente, al Diego Armando Maradona, ma anche in città, per raccontarvi quel numero 3, dal quale ricomincia il Napoli, perché si inserisce in un percorso che dura tanti anni, di crescita della città, di euforia, di effervescenza culturale, di opportunità. Un luogo di fiction straordinaria, un luogo di crescita. Vi faccio. Ciao a tutti amici, buona festa scudetto a tutti quanti e forza Napoli.